Il mare magnum delle truffe anche a Vicenza è un vero e proprio allarme ultimamente, soprattutto online, ma anche quelle dei falsi venditori di fantomatiche bollette che suonano al campanello di casa, i finti tecnici di caldaie, e la lista potrebbe essere molto lunga. A cadere nella rete del raggiro non solo gli anziani, prede preferite, ma gente di ogni età. E allora l'Unione Consumatori del Veneto, grazie a un mirato progetto regionale, punta alla formazione di chi tutti i giorni si trova a ricevere le denunce, le forze dell'ordine. Noi dell'Unione Consumatori in particolare collaboriamo spesso con loro, anche perché molta gente che si rivolge sia ai comandi carabinieri, polizia e finanza, alle volte chiedono aiuto e molte volte non sono prettamente reati penali, ma sono comportamenti scorretti contrattuali. Quindi qua interveniamo appunto a formare il personale perché sappiano dare una risposta veloce e soprattutto utile per il consumatore per risolvere il problema alla lite. Alla caserma Sasso di Vicenza, Tognoni, affiancato da esperti, lancia un appello ben preciso. La disattenzione è la cosa primaria che comporta sempre questo tipo di problema. Noi consigliamo sempre ai consumatori di stare attenti quando firmano, leggere bene i contratti e soprattutto attendere e avvalersi dei 14 giorni di diritto di recesso quando si firma un contratto.